Alla ricerca di amicizie online che andasse oltre la semplice conversazione, a più di qualcuno è capitato di trovarsi invischiato in vicende decisamente scabrose. C'è chi ha avuto la forza di denunciare le proprie carnefici e ora il fenomeno sta venendo a galla in tutta la sua crudezza ed estensione. Vittime preferite delle ricattatrici sono maschi fra i 30 e i 50 anni di ogni fascia sociale, contattati preferibilmente di sera nei fine settimana. Venivano contattati attraverso i social network o attraverso alcune chat molto note da ragazze particolarmente avvenenti. Dopo il primo contatto e dopo aver ottenuto dalla vittima dati sensibili come nome, cognome, indirizzo e altro ancora, la ragazza si spingeva oltre la semplice videoconversazione. Invitava con ammiccamenti la persona a spogliarsi o addirittura toccarsi, eccetera. Quando le cose erano arrivate a questo punto, la vittima era ormai nelle mani della sua adescatrice che interrompeva la videochat uscendo allo scoperto con la sua intenzione originaria. Ricattare questa persona con un pagamento di un bonifico di circa in genere 500 euro, pena la pubblicazione del video, naturalmente le parti più imbarazzanti, sul proprio profilo Facebook. E non solo sul profilo del social network più diffuso del momento, oltre 30 le denunce arrivate in circa 2 mesi, la prima delle quali presentata a Rovigo, ma si stima che le persone coinvolte in tutto il Veneto che ancora non siano uscite allo scoperto per la vergogna siano molte di più. Il sommerso dovrebbe essere circa 10 volte superiore alle denunce presentate. Dal dirigente della polizia postale arriva un consiglio che sembra superfluo, ma considerato quello che accade non è tale. Non accettare sessioni di video chat da sconosciuti barra sconosciute e soprattutto non fornire, nel momento in cui si decida comunque di fare una video chat con uno sconosciuto, di non fornire dati personali.